I precari della scuola primaria sono il plotone più grande dei nuovi assunti in provincia di Padova, 122 nuovi contratti più 73 su sostegno. Seguono gli insegnanti della scuola secondaria con 91 più 69 assunti, 81 della scuola secondaria di secondo grado, 16 più 7 su sostegno assunti alle scuole materne. Se la nuova riforma della scuola varata dal governo Renzi sotto tanti punti di vista deluso molti, questi dati, relativi peraltro soltanto alla prima tranche di assunzioni, parlano da soli. A diffonderli è la CISL padovana, che riassume così la situazione. Rimangono comunque esclusi un numero altissimo di docenti precari, circa 60.000, è stata fatta un po' una valutazione, i quali hanno esattamente tutti gli stessi requisiti che sono posseduti da coloro che sono nelle graduatorie provinciali, le cosiddette graduatorie ad esaurimento. Le graduatorie ad esaurimento di fatto non saranno svuotate. In tutto però nel Veneto verranno regolarizzati 3.433 insegnanti, 480 a Padova. Assunzioni che però, fa intendere il sindacato, non andranno a coprire la cronica carenza di organico nelle scuole. Abbiamo classi così numerose perché veniamo da anni di tagli, i famosi tagli della legge Gelmini, che hanno ridotto appunto il numero di insegnanti e conseguentemente alzato il numero di alunni per classe. Il sindacato si dice contrario anche ai superpoteri assegnati ai presidi e ai tirocini lavorativi dei ragazzi che sono stati inseriti nei nuovi piani scuola. Attenzione che il lavoro che viene richiesto all'alunno dentro l'azienda non sia una forma di, come dire, di lavoro, di sfruttamento del lavoro.